Sindaco, un weekend importante per Bassano. Bassano protagonista di un evento sportivo di caratura nazionale, un weekend impegnativo ma ricco di soddisfazioni ed emozioni. Un weekend che può ripopolare ulteriormente la città con i bassanesi che magari rimetteranno il naso fuori casa e tanta gente appassionati e tifosi che conosceranno questi posti. Bassano torna protagonista di importanti eventi e confidiamo che questo sia l'inizio di una nuova stagione che ci vedrà protagonisti anche per nuovi e importanti eventi futuri. Siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare nonostante il problema Covid che c'è stato. Speriamo vada tutto bene fino a domenica. Da vicentino essere qui cosa significa? Ma sicuramente la gara che mi sarebbe sempre piaciuto fare, quindi ho cercato di farla per gli altri in un territorio bellissimo qual è il Veneto e soprattutto provincia di Vicenza, quindi sono contento, spero che anche la gente sia contenta di quello che abbiamo portato qua. Sono 3 belle giornate, queste tra Bassano, Marostica e Cittadella, e poi tra qualche settimana in Veneto ripasserà anche il Giro d'Italia, quindi questo è anche un po' un test da questo punto di vista. Ma noi sappiamo che il Veneto è terra di ciclismo, gli appassionati sono tantissimi, molta dell'industria anche ciclistica insomma risiede in queste zone e quindi è un momento importante, un momento in cui ha anche una bella vetrina per il territorio, quindi il rilancio turismo. Il turismo sappiamo sta soffrendo, è uno dei settori che con il lockdown, con la ripresa lenta che stiamo vivendo, insomma è il settore che sta soffrendo maggiormente. Eventi come questo vanno nella direzione di dare una boccata d'ossigeno. Il messaggio che noi oggi lanciamo è: divertitevi, ma attenzione, insomma il virus è ancora in mezzo a noi, quindi dobbiamo adottare tutte le misure di sicurezza, manteniamo le distanze, utilizziamo tutte le precauzioni possibili, che possiamo tranquillamente divertirci senza ovviamente fare ammassamenti e mettere in pericolo, insomma, creare insomma delle situazioni che magari fra qualche giorno potrebbero darci poi dei messaggi negativi, quindi divertiamoci in maniera sana.